Allora, è un grande piacere che, caro avvocato, ti passo questo crest del CESMAR, che è un po' un testimone dell'affetto che proviamo per te e che tu naturalmente provi per noi, e che in qualche modo è alla radice di queste attività culturali che portiamo avanti e a queste attività di ricerca che portiamo avanti. Quindi una testimonianza dell'unione tra noi attraverso questa importante diciamo, associazione che si chiama appunto sinteticamente CESMAR. È per me un grande piacere collaborare con CESMAR, il prestigioso centro studi militari e geopolitici di Vittorio Veneto, e moderare una serie di incontri di geopolitica che CESMAR terrà a Vittorio Veneto nelle prossime settimane. Il piacere mio è legato al fatto che conosco e apprezzo l'approccio che CESMAR dà nell'affrontare questi temi. In un mondo dominato da mistificazioni, dire la verità è un atto quasi rivoluzionario, diceva un grande letterato. Ecco, l'approccio che CESMAR vuole dare è andare oltre quella che è la comunicazione formale, ufficiale, andare all'analisi della realtà dei problemi, di una conoscenza dei problemi vissuta nel campo da persone che hanno fatto i giornalisti di guerra, che hanno fatto i diplomatici, che hanno fatto i militari impegnati in campo. Per cui sarà un grande onore e spero che tutta la collettività parteciperà con attenzione e con passione a queste modalità originali ma molto pregnanti di approccio ai problemi del mondo contemporaneo.